Cari amici sportivi e non, buongiorno a tutti. Camminando nel nostro Friuli, di paese in paese, di località in località, molte cose belle da vedere, tante cose nuove da scoprire. Oggi siamo ad Aiello. Aiello, in occasione della 38esima marcia del Dindiat. Io vi lascerò, come di consueto, in compagnia di un loro rappresentante, il quale vi accompagnerà e vi farà vedere un po' tutte le bellezze del territorio. Quindi buon divertimento a tutti e ciao, a più tardi. Buongiorno, ci troviamo ad Aiello del Friuli per la 38esima edizione della marcia del Dindiat. Ci troviamo in questo momento al luogo della partenza, nel museo della civiltà contadina di Formentini. È un museo che già dove sono presenti moltissime meridiane, e Aiello è anche conosciuto appunto per la festa delle meridiane, per le molte meridiane presenti. Ma non è solo un paese di meridiane, c'è molta storia, ci sono molte ville, molti insediamenti archeologici che durante adesso la marcia andremo lungo il percorso a vedere e avremo modo di descrivere le località più importanti. Ok, ciao, ci vediamo dopo. Salve, ci troviamo al primo ristoro e nonostante il bel tempo proviamo a chiedere il parere a uno dei marciatori. Sì, grazie. Beh, non posso che fare i complimenti a chi ha organizzato la marcia, perché nonostante in effetti, come si può notare, il tempo non clementissimo, il percorso è tutto percorribile serenamente, sia per chi corre come me o come i miei amici, piuttosto che per chi cammina come la buona parte di persone che sono qui oggi. Io peraltro correndo benedico anche un po' la pioggia, perché mi fa tanto bene e mi mantiene fresco. Ecco, ci troviamo sul percorso della 7 km ed in particolare veniamo ad attraversare uno dei posti delle località più importanti del comune di Aiello. Ci troviamo sul sito dell'aeroporto militare della Prima Guerra Mondiale di Aiello, dove hanno volato, dove sono atterrati tra i nomi più famosi dell'aeronautica non solo italiana ma anche austro-ungarica, tra questi Baracca, Olivari, il fantasioso Keller, Franklin Crawford e Brumoschi. Qui c'erano molte infrastrutture, hangar e altre cose che servivano al campo di volo. Contornato, questo era adesso ridotto a campi coltivati, ma in realtà al tempo era tutto un grande prato chiuso tra le due rogge principali di Aiello, la roggia dei Prati alla nostra sinistra e la roggia Brischis alla nostra destra. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.
Ci troviamo a Novacco, località tra Aiello e Ioanni, sita proprio sul confine. Le immagini che stanno scorrendo si riferiscono proprio a questa località e al suo borgo rurale. Ci troviamo proprio in questo momento sul ponte di Novacco, dove avviene l'unione delle rogge Barisada e Sobresco, che danno vita al fiume Ausa, che scorre poi in direzione di Cervignano. Il borgo di Novacco è forse l'esempio più significativo del comune di Aiello per la sua storia, perché qui in questa località troviamo condensate molte epoche, per così dire. Abbiamo a sud verso Cervignano praticamente uno dei castellieri più antichi e più a sud situati nel Friuli Venezia Giulia, un castelliere risalente all'età del bronzo. Abbiamo insediamenti di epoca romana dove sono stati rinvenuti dei sarcofagi, ad esempio la località di Alture, e qui ci troviamo invece al borgo rurale di Novacco. Alle mie spalle vedete il mulino di Novacco che era già attivo nel 1200, nel 1300 abbiamo attestazioni di mugnai. E proprio in questo mulino ha trovato i suoi natali praticamente il famoso pittore Arturo Collavini, che ha vissuto a cavallo della fine 800 inizi 900 e ha dipinto molti scorci di questo, non solo di Novacco ma di Udine e di altre località di questa zona. Eccoci qua all'altro posto di ristoro, i Chamslark in direzione di Novacco, e abbiamo trovato qua un giovane marciatore. Vediamo le sue impressioni della giornata. Oggi sono fuori allenamento, quindi non va tanto bene, però... Ma ti stai preparando per qualcos'altro? Sì, mi sto preparando per il Telethon di dicembre che c'è a Udine. Quindi è una tappa della tua preparazione? Sì, è la prima tappa, diciamo. Ok, grazie. Ecco, sentiamo le impressioni della giornata di questa giovane marciatrice. Grazie della giovane. Comunque, no, bellissima, non ero mai stata. Per fortuna il tempo ci ha aiutato, decisamente. Siamo stati fortunati anche col terreno e tutto quanto, bellissimo. Veramente piacevole. Ecco. Grazie. Grazie. Siamo in chiusura di questa
199esima edizione della Sagra di San Carlo e della marcia del Dindiat. Le affluenze alla marcia sono state, nonostante il tempo inclemente, di 650 persone circa. Un invito, un ringraziamento a tutti gli organizzatori e un invito a visitare Aiello e un arrivederci alle prossime edizioni della Sagra e della marcia. Salve a tutti. Buongiorno, io sono Simone Finotti, Michele Marizza dei Marciatori Palmanova. Domenica 16 novembre, in concomitanza con la maratonina di Palmanova, vogliamo regalare a tutti una giornata di sport e di amicizia anche non competitiva. Quindi assieme ai 3.500 podisti previsti della maratonina facciamo una marcia FIASP non competitiva, ludico-motoria, interamente sui bastioni di Palmanova. I percorsi saranno di 6 e 12 km, ristori fornitissimi, ricchi, fagiolata sulle mura, vi aspettiamo numerosi.